Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera, ciao Massimo. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti in questa puntata speciale. Allora, speciale per due motivi. La prima, come si chiama? Seduta del conclave è fumata nera e va bene. In contemporanea è questo evento appunto la serata del Davide di Donatello con i vari candidati, soprattutto quello che ci interessano a noi, ovvero miglior compositore e migliore canzone originale. Qual è la particolarità di oggi? È che in questo percorso ci aiuterà una cantante veramente sopraffina. Lo scorso mese è uscito il suo disco, nuovo disco, Canto Conte. Lei è un'interprete, come dicono quelli seri, straordinaria e la facciamo entrare. Ciao Ilaria, Pilar Patassi. Ciao, 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 Ilaria. buonasera a tutti, ciao Massimo, ciao Marco. Allora, dunque, con Ilaria ovviamente si parlerà di soprattutto la candidatura relativa alla miglior canzone originale, però io domando subito dritto per dritto a Ilaria. Tu che rapporto hai con la musica per il cinema? Ascolti colonne sonore? No, no, sì, cioè, beh, è inevitabile, voglio dire, mi sembrerebbe davvero una cosa stramba il fatto che dopo tanti anni di musica, essendomene occupata e occupandomene veramente a tutto tondo, che non mi possa essere interessata o avere, diciamo, una sensibilità anche a questo comparto, che è un comparto musicale importantissimo. Diciamo Mm. che probabilmente quello che mi interessa di più e che mi piace di più ascoltare è l'aderenza ovviamente della musica al soggetto e insomma, il fatto che segua alcune dinamiche. Spesso e volentieri mi è capitato, mi è capitato, ovviamente non faccio titoli, ma mi è capitato di interrompere la visione di un film perché la colonna sonora era talmente scarsa, perché tanto no, la musica l'appoggi lì, appoggi due note. Massimo, è partita bene Pilar, è proprio via, Sì, proprio gamba tesa, ma brava, io brava. condivido totalmente. No, tra l'altro dicevamo, e fa piacere ribadirlo, che ecco, però ecco, mi è capitato l'altro ieri proprio di tornare a guardare Interstellar per la quinta volta, perché una delle componenti a parte il film, ma il film non sarebbe quello che è senza quella musica meravigliosa. Ora, voi, lor signori, in questo momento sono impreparata e non ricordo chi è l'autore della musica di Interstellar. Hans Zimmer. C'è una roba, mamma mia. Uno qualsiasi. Uno qualsiasi, infatti ho detto proprio una cosa, proprio, ecco, vedi, lo vedi, lo vedi? Sì, 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 Disastro, infatti, disastro. secondo te c'è una sorta di cambio, tu che sei un interprete, una cantante, soprattutto un interprete, oggi c'è una forma canzone che ancora ti rimane impressa o c'è in questa totalità di fuffa generale qualcosa che ti dà fastidio, come quando senti una colonna sonora sbagliata? Io ascolto tutto, poi facendo anche la docente di interpretazione proprio della canzone a Officina Pasolini, mi confronto ogni anno con dei ragazzi che hanno tra i 18 e i 30 anni, massimo 32 anni, 33, e quindi sono felicemente costretta anche ad avere a che fare con le nuove generazioni. Ecco, dico subito le cose che mi piacciono. C'è un cantautore romano straordinario che si chiama Fulminacci, è andato anche a Sanremo un paio di anni fa, ma è veramente bravissimo, cioè scrive benissimo. C'è stato un caso 2 anni fa di un disco, anche quello mi si è tatuato proprio addosso, l'ho ascoltato fino allo sfinimento, che è il disco di Daniela Pes, prodotto da Io sono un cane. Daniela Pes è una cantante e autrice sarda, e il disco si chiama Spira. Ed è scritto, cioè la lingua che lei utilizza è la lingua sarda di una parte della Sardegna, ma in parte è anche una lingua inventata, quindi ha fatto quell'operazione alla Sigur Rós, per dire, un concept album e poi appunto con la produzione artistica di Io sono un cane, che tra l'altro è anche candidato stasera ai David, quindi ecco, comunque è una musica che descrive, è molto vicina comunque alla musica colta, ma ha avuto un successo strepitoso, quindi
Quello che voglio dire è che non è vero che le cose belle e complesse, nel momento in cui vengono prodotte, distribuite e promosse in un certo modo, fanno dei buchi nell'acqua. Questo non è vero, perché alle persone poi il bello arriva se glielo fai arrivare. Il problema di oggi è che invece si fa arrivare tutto in maniera veloce, più semplificata possibile, e quindi già la semplificazione è una forma di violenza per quello che mi riguarda. C'è una forma di sottrazione dove alla fine togli non rimane niente. Una canzone per stare in piedi, qualsiasi canzone, una canzone folk, una canzone pop, una canzone jazz, una canzone d'arte, deve restare in piedi voce e chitarra o voce e pianoforte, cioè la sua ossatura deve rimanere in piedi. Se noi togliamo a quello che ascoltiamo oggi sui vari network, dai trapper ad altri, cioè, non rimane molto. Poi c'è la questione della violenza del linguaggio, no? Che è stata sollevata. Un conto sono personalità come Marrakesh, come Salmo, come Gali, che hanno al loro interno una complessità, come Mahmood, anche un artista strepitoso. Mahmood è un performer pazzesco, ha un suo linguaggio e dei suoi contenuti, ma la maggior parte di quello che arriva ai ragazzini è un casino perché non ha una struttura, e quindi nel momento in cui i ragazzini non sono neanche strutturati musicalmente o comunque per ricevere la complessità, si fermano alla bandiera più semplificata in cui che possono comprendere. Quindi quando mi dicono la violenza, cioè la violenza dei testi di alcuni trapper è sconcertante, e alcuni dicono, beh, però allora i Doors, ma lì stiamo parlando di una musica che è una... ma no, ma lo fanno, lo fanno, te Certo. lo dicono, ti fanno quel tipo di esempi, laddove io dico, ma io l'ho ascoltata quella musica, ne ho ascoltate tante altre, ma riconoscevo una complessità, quindi distinguevo quello che era il contenuto dal contenitore, o quello che era non un significato, ma un significante, una cosa più che faceva parte comunque della complessità. Quindi la proposta che viene data in questo momento è spesso a due dimensioni sole, anche perché spesso le produzioni sono spesso le stesse, le canzoni vengono scritte a 1000 mani, non a una voce sola, e quindi si sente perché è tutto quanto molto piatto. Poi ripeto, non voglio fare la passatista, ci sono delle cose fantastiche, bellissime. Trovo che la rappresentante di lista, per esempio, quando uscì la canzone Il corpo si chiama così, no? Io sono impazzita proprio. Lei è fantastica, ha una voce che è una spada. Quindi ci sono tantissimi bravi artisti. Diciamo che più che talent ci vorrebbe la O dopo talent, ci vorrebbe il talento, e ci vorrebbe comunque anche delle produzioni che andassero ad affinare non soltanto la produzione, ma che si rendessero conto della responsabilità che hanno, ma al momento... La forma teatro canzone, no? Che negli anni 70 aveva delle interpreti pazzesche, che ne so, Milva, ma tanti altri. Questo perché lo dico? Perché ad esempio io vedo le mie figlie, ma tante altre ragazze, insomma anni 20, che apprezzano tantissimo la Vanoni. Cioè la Vanoni è un personaggio molto amato dai ragazzi. Allora mi chiedo, pensi ci sia ancora spazio appunto per quel tipo di interpretazione lì, cioè teatrale, ecco, quello che ricorda appunto il teatro canzone? Ma secondo me non è una cosa che riguarda le regole del mercato. Secondo me, almeno io lo vedo sulla mia pelle, cioè sulle mie esperienze, quando mi trovo di fronte a un pubblico anche completamente digiuno di un certo tipo di approccio, il punto è che se sai interpretare, se stai dentro quello che fai, per me è una cosa veramente maniacale. Cioè, per me lo stare dentro l'interpretazione e capire come devo starci dentro significa fare proprio un'analisi del testo, del sottotesto, e sì, posso dire veramente di essere maniacale in questo.
E alla fin fine, in realtà, se tu decidi che quella cosa la interpreterai anche in modo teatrale, perché appunto molte canzoni di Conte, per esempio, cioè, non è possibile non teatralizzarle o non renderle più attoriali di altre. Del resto non è pop, io non sono una cantante pop, ma in ogni caso è quello il mordente. E lì ti acchiappi tutti, cioè non è che poi alla fine mi interessa se qualcuno ha mai ascoltato teatro canzone o meno. Io so che poi le persone sono con me, ma dai bambini alle persone più adulte. Se dei ragazzi oggi lo si mettessero a sentire Gaber, e mi è capitato di vederli, ti assicuro che ha una presa straordinaria, perché c'è una mimica, perché c'è dei tempi proprio teatrali, e i tempi teatrali dalla notte dei tempi, e il pubblico se la acchiappano. Invece, fuori dai confini italici, chi ti viene in mente di notevole, di valido in questo momento? Benjamin Clementine, che è venuto fuori da un talent show in realtà anche lui, con questa voce che somiglia molto a Nina Simone, come tipo di... Poi ha preso invece una strada sua. Un altro che mi piace da morire è uno come Elvis Costello, per esempio. Vabbè. Che ha, vabbè, ne posso dire tanti, perché Che ha anche una moglie bravina, dal punto di vista notevole, sì, discreto. Un'altra che mi piace da morire, che sono andata a sentire recentemente, è Cecil McLaurin Salvant, che è questa cantante americana, jazz, che ha vinto un Grammy qualche anno fa. Straordinaria, bravissima. E anche Melody Gardot mi piace moltissimo, sempre sul lato jazz. Poi mi piace moltissimo Paolo Nutini, sì. mi piace da morire, anche lui sono andata a vederlo dal vivo ed è pazzesco. Se mi piace una cosa sono capace, appunto, come mio figlio, di ascoltarla magari 20-30 volte. È vero, entrare in fissa con le cose è sano. Entrare in fissa sì. quelle cose è sano, perché il casino di oggi è la parcellizzazione dell'attenzione. Però ecco, mi rendo conto che la cosa che mi manca di più di questo tempo, per me, è proprio la disconnessione, cioè il fatto di stare in un posto sapendo di non essere raggiungibile, non avendo schermi. Non voglio fare la zia, diciamo, rompiscatole. Però ecco, ogni tanto mi rendo conto che se identifico un momento della mia vita in cui mi sono sentita proprio viva, eccitata dal momento, è stato quando, dicendo una bugia praticamente a tutti, ho preso un treno e me ne sono andata a raggiungere persone che non dovevo raggiungere. Non avevo il telefonino perché non c'era, e mi sono ritrovata in una stazione di un piccolo paesino della Calabria ad aspettare il treno successivo. Mi sono guardata intorno e ho pensato: nessuno sa che sono qui. Ed è stato un momento che ancora mi torna in mente. Io vorrei, dice, qual è il tuo desiderio più bello, più ecco, tornare a avere quei momenti in cui nessuno sa dove sto. Cioè, ci hanno fatto un programma di successo, chi l'ha visto su questo? C'è molta gente che sparisce e mette problemi, ma altri che se ne vanno proprio. No, ho un bambino, quindi non lo posso fare. Questa domanda alla Marzullo, perché tu hai 3 anime, a parte di più, però nell'ambito della musica ne hai 3. Sei autrice, cantautrice e interprete. Ma qual è quella che secondo te prevale di più e che vorresti che prevalesse di più? Ma no, una cosa si innesta nell'altra. Una cosa si innesta nell'altra. Guarda, la verità è che veramente da quando sono molto piccola, canto in continuazione, e poi da quando ho memoria scrivo versi. Quindi in realtà una cosa si è innestata sull'altra, e in questo momento davvero io penso che le due cose siano appunto, il fatto di essere autrice e di essere interprete
Sono due cose che al momento pesano alla stessa maniera. È ovvio che in questo momento, che nel momento in cui esce un disco così importante, così anche ambizioso, insomma, così è ovvio che in questo momento magari prevale la parte dell'interprete, perché la responsabilità è doppia in quel caso, e non avevo mai inciso un album da interprete totale, poi proprio su un autore. Allora ti posso dire che probabilmente la natura è probabilmente quella da interprete nel suo spontaneismo più immediato di quando ero piccina, ma nel momento in cui è arrivata la scoperta della parola ed è arrivata la scoperta della poesia, l'ambizione adesso invece è riuscire, diciamo, a pesare allo stesso modo. Come ho scritto già in una canzone che si chiama A metà, quando sono intera sono a metà, cioè il mio essere intera corrisponde a essere due, non dico trina perché sennò sembra brutto, soprattutto in un contesto di questi giorni potrei sembrare quasi blasfema, però ecco, scusa perdonami se non ho il dono della sintesi, ma tu da bravo siciliano mi comprenderai. No, ma anzi ci hai raccontato in tutta questa tua complicata risposta alla mia domanda brutta che chi sei effettivamente, quindi poi a me quello interessa, perché oggi come oggi, e torniamo anche a un discorso che facevi poc'anzi, faceva anche Marco, purtroppo molta musica l'ascoltiamo, ma non la stiamo vivendo, perché già nel momento stesso in cui l'ascoltiamo non ci trasmette qualcosa. Quindi già utilizzare il verbo ascoltare è una cosa già di lusso, visto che la musica oramai fa da sottofondo, no? C'è un compositore che hai prima nominato, Hans Zimmer, con questa sua frase: la prima cosa che deve fare un musicista è sapere ascoltare. Esatto. Si parla di soglia d'attenzione, no? Che più sta più è bassa, è più breve, no? E hai ragione, cioè entrare nell'ordine di idee, di gustare la musica come gusti un cibo e via dicendo, vuol dire che ci devi dedicare del tempo, non è che c'è altro. Come il tempo che adesso dedichiamo ad ascoltare, visto che l'abbiamo sentita parlare fino adesso, sentiamola pure, questa ragazza. Allora, questa performance è una canzone che è parte della data zero di Canto Conte, quindi dello scorso dicembre, che è stata fatta a Pescara, appunto, con l'orchestra, la Medit Orchestra, diretta da Angelo Valori, che è anche l'arrangiatore dei brani. Ed era appunto una prova, tra virgolette, insomma una prova aperta quasi, un concerto aperto, e questa registrazione appunto fa parte di quelle che dovevamo visionare poi per capire insomma se le cose avevano funzionato o meno. C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto niente e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista e ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Oh, dancing, ta-ta-ta-ta, dancing, oh, dancing. I ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sa che
mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madreperla e argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Si sono sempre più distratto e anche più solo e finto, e l'inquietudine e gli inchini fan di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. Complimenti, ci uniamo proprio agli applausi che abbiamo sentito, anche se insomma la registrazione ovviamente live, non stiamo parlando di studio, ma parliamo invece del disco realizzato in studio. Appunto Canto Conte, lo vado a leggere proprio dal comunicato stampa, il 28 marzo, quindi si parla ormai di un mese e qualche cosa in più, esce per Parco della Musica Records Canto Conte, il progetto dedicato alle canzoni di Paolo Conte di Ilaria Pilar Patassini, qui in veste di interprete e ideatrice, in complicità con il direttore d'orchestra e arrangiatore Angelo Valori, interpretazioni che portano alla luce il canto sotto traccia dell'universo contiano, lasciandone intatto il mistero, sostenute ed esaltate dagli arrangiamenti di Valori e dal suono degli archi della Medit Orchestra, solisti Manuel Trabucco, clarinetto e sassofono, Danilo Di Paolo Nicola, fisarmonica, special guest Alessandro D'Alessandro organetto. Allora, diciamo subito una cosa, cara Ilaria, non è che se ne vedono tanti di dischi prodotti in Italia con un'orchestra, cioè se ne vedono veramente pochi, quindi immagino che questo progetto sia stato anche abbastanza complesso dal punto di vista della realizzazione. Peraltro, seconda riflessione, interpretare Paolo Conte, che eppure ha fatto tantissime canzoni per altri interpreti, cantati e via dicendo, però farlo così in maniera esaustiva come l'hai fatto tu, credo sia anche quello un'altra nota di complessità. Ecco, quindi la prima domanda che ti faccio è: come ti è venuto in mente di metterti Come mi è venuto in mente? Allora, in realtà era una cosa che avevo in mente da un bel po' di anni, ma proprio perché è una sorta di follia. Non pensavo mai sarebbe arrivata l'occasione per poterla realizzare, perché nella mia testa c'era proprio quest'urgenza. Ogni volta che andavo a un concerto di Paolo Conte, che Sava Sandir è uno dei miei artisti preferiti e saccheggiati in quanto ad ascolti, ecco, parlavamo di ascolti, Paolo Conte comprende una serie di specifiche che fanno parte
della mia casa versatile, e che quindi mi contengono tutta, perché Paolo Conte è poesia, è jazz, è canzone d'autore, ma è anche folk, e poi c'è anche tantissimo cinema dentro, c'è l'opera, c'è la pittura, è veramente una forma d'arte completa. C'è anche tantissima musica da camera in realtà in quello che lui scrive e in come lo scrive, perché l'utilizzo per esempio dei recitativi o di alcune sapienti gestioni dell'armonia non sono cioè hanno un loro approccio classico, ma che non è antico, cioè è proprio una sua specificità. Quindi abitare questo repertorio mi dava la possibilità, sapevo che mi avrebbe dato la possibilità di finire di cantare un concerto e sentirmi intera, sempre per la solita questione del sentirmi a metà, sempre. Poi avevo già il titolo, per me era Canto Conte da sempre, cioè avevo prima il titolo e poi la lista delle canzoni, e poi era ovvio che avrebbe dovuto essere una cosa esaustiva, perché insomma parliamo di un autore che scrive credo dal 65, cioè le prime cose sono uscite nel 65. Come hai operato la selezione? Come hai scelto le Ma canzoni? in realtà appunto è un lavoro lungo perché arriva da molto lontano, cioè è proprio perché il pensamento di queste canzoni, ma non con l'idea di farne un progetto, proprio dire ma quali canzoni mi piace cantare, è una cosa che parte da 10 anni fa, quindi in realtà io avevo una rosa di canzoni che erano però non 18 come sul disco, che sono comunque tantissime, perché un CD contiene al massimo 75 minuti, ne ho utilizzati 72. I miei parametri sono stati essenzialmente 3. Il primo, prendere appunto dei brani dove l'elemento relativo appunto alla femminilità presente nei brani, o un personaggio femminile che fosse presente o evocato questa presenza appunto di sensualità, dunque volevo dare corpo all'erotismo di Conte, che ne ha parecchio nei suoi brani, anche nella sua parte visiva. Conte appunto è un pittore e i suoi quadri trasudano sensualità. E quindi brani dove potevo starci dentro e renderli miei, senza cambiare in nessuno le desinenze al femminile, che è una cosa che detesto, che proprio mi fa orrore. Poi il secondo parametro è stato quello di scegliere dei brani che fossero appunto, che narrassero un percorso anche di scrittura. Quindi si parte dal 1968 e finiamo, sono 18 brani, il più vecchio del 1968 e il più recente del 2014, che è Snob, dal suo omonimo album Snob, ho cantato proprio Snob. E l'altro parametro inevitabilmente è stato che non era possibile lasciare fuori i totem, che è stata la cosa più difficile in realtà da fare, da incidere, da interpretare, perché lungi da me pensare che un giorno avrei inciso Via con me. Che bisogno ci sarebbe stato? Però devo dire che alla fine ha avuto un suo senso, anzi sono brani che nella loro incisione mi hanno dato anche una bella soddisfazione. Poi voglio dire, io sono sempre lì a farmi mille pensieri, ecco, per essere elegante, mille pensieri alle volte inutili, che magari molti altri non si fanno, incidendo delle versioni magari terribili. E invece, ecco, diciamo che anche per le canzoni totem come Azzurro, Via con me, Messico in nuvole e Una giornata al mare, questi secondo me sono i 4 totem che sono, diciamo, popolari, perché insomma appartengono alla cultura popolare allargata. Beh, insomma, invece devo dire che la parte popolare di me è venuta fuori, perché anche quella non solo è corretta, ma è anche una forma di rispetto verso il pubblico e verso l'autore, in realtà, perché dire Canto Conte e poi non raccontare questi pezzi di storia non era possibile. Nel contempo, avere davanti un pubblico a cui dici Canto Conte e non cantargli queste canzoni significa fargli un dispetto, significa fargli un torto, quanto insomma, alla fine Azzurro non era impossibile variarla, perché Azzurro non la canti mai da sola.
questa la cantano sempre tutti, quindi ecco, questi sono stati i parametri. Ce n'è una che a me piace tantissimo perché è proprio cinema puro, è Acquaplano, è proprio, se tu certo. senti tutto il testo è proprio cinema, quello è proprio... Sì. Quella me la sentirei infatti di cantarla, perché tutte quante le canzoni che hanno una loro cinematografia le sento vicine. C'è una canzone bellissima di Conte che parla del cinema, sicuramente voi la conoscete, che è Un fakiro al cinema, la conoscete questa canzone? No. Di uno dei dischi che io porterei su un'isola deserta, che è Una faccia in prestito, che inizia così. Mi sono perso un film perché nel cinema 3 file avanti c'eri tu. Quindi cosa succede? Che lui guarda lei e non guarda il film, tant'è che a un certo punto dice mi storco e contorco, ti guardo e non guardo più. E quindi alla fine dice mi sono perso un film proprio in un cinema, andato un altro film per me. Se uno scrive una cosa del genere, tu puoi soltanto dire vabbè, è già tanto se riesco a cantare qualche sua canzone. Che complessità c'è nel cantare Conte, appunto? C'è che con un autore del genere la differenza tra fare karaoke o interpretarlo diventa sottilissima. Perché e alle volte non ha senso, perché a nessuno verrebbe mai di fare un karaoke a parte con Via con me, ma nessuno verrebbe di fare un karaoke con le prese con una vecchia milonga, no? Cosa che invece potrebbe essere di tantissime canzoni di De André, per esempio, che ha una connotazione sempre altissima, ma più popolare, se vogliamo, più accessibile per il tipo di linguaggio e per il tipo di musica, anche se stiamo sempre parlando di un genio. Ho fatto un progetto live e sempre con l'orchestra anche su De André, si chiama De André Sinfonico, e anche lì insomma la complessità è venuta fuori, ma su Conte tu hai tantissimi piani su cui devi giocare, basta poco, la complessità è che basta pochissimo nel diventare grotteschi. Non puoi imitare quello che fa lui, non puoi avere la sua stessa ironia, devi cercare una tua connotazione, devi usare veramente il metodo Stanislavski, cioè devi andare dentro la scrittura di Conte come se la vivessi in quello stesso momento e come veramente se l'avessi scritta tu. Non puoi cantare tu che canti Conte. No. Lo sai che mi è sempre sembrato, mi ha sempre ricordato, lui non c'entra niente musicalmente, Tom Waits, no? Se uno si mette a interpretare un pezzo di Tom Waits, non può usare il timbro di Tom Waits che sembra ridicolo se lo fai, quindi devi... Ma infatti già il fatto di essere una donna, diciamo che allontanava molti pericoli, perché l'unico che si è potuto permettere ad oggi di realizzare un disco intero su Paolo Conte è Peppe Servillo con gli Avion Travel, però stiamo parlando di Peppe che ha un'eleganza e una sua personalità talmente gigantesca e autorevole in tutto quello che fa, è un caro amico, che lo può fare, però ovviamente era un rischio, cioè io non potrei mai fare un progetto dedicato, ne so, a Mia Martini. Certo. O a Mina o a Lavanoni, non mi verrebbe proprio, perché mi ascolto le loro diversioni. Intanto facciamo i complimenti a Margherita Vicario, che si è meritato tutto proprio, esordio alla regia, no? Esordio alla regia, sì. Punto di domanda, lo dico a Massimo, ma lo dico anche a Ilaria. Ultimamente i compositori si sono molto standardizzati, no? C'è un certo modo di fare colonne sonore e alla fine si è un po' omologato il suono della colonna sonora, che bene o male, insomma, ha sempre alcune caratteristiche. Ma non è che invece chi proviene da un altro mondo riesce a interpretare questo ruolo in maniera diversa. Ci può essere anche questo tipo di ragione? Il problema fondamentale è che non è la prima volta nella storia
dell'ottava arte, nella storia della musica applicata alle immagini, che un cantautore o un cantante si cimenti nella scrittura di un'intera colonna sonora. Ci sono stati casi di Carmen Consoli, ci sono stati casi di Francesco Gabbani, Lucio Dalla ha scritto molte colonne musicali nella sua carriera, mantenendo però il suo stile, non andando in altri ambiti che non gli appartenevano. Cosa invece che hanno fatto Paolo Conte, in parte, visto che ne stiamo parlando ampiamente, Angelo Branduardi, che certe volte è diventato più celtico di quanto già non lo fosse in Nuce. Però quando io mi ricordo, e questo poi lascio la parola a Ilaria, che venivano annunciate le varie candidature, soprattutto nell'ambito non della canzone, ma quanto proprio della colonna musicale, quindi del miglior compositore, c'erano nomi come Giovanotti, Carmen Consoli e quant'altro, si storcevano nel naso, perché quella non è una colonna musicale. Allora, è il famoso esempio, come quando si dice Andrea Bocelli è un cantante lirico. Andrea Bocelli non è un cantante lirico, la lirica è tutt'altra cosa. Quindi è un cantante bravissima, capito? Però quando tu pensi, come quando parli anche dei tre che io non amo, Il Volo, tutti ovviamente dicono sono tre cantanti lirici. No, non sono tre cantanti lirici, sono tre cantanti pop che fanno ogni tanto il verso alla lirica, come l'ha fatto Bocelli. Cioè è come se tu ti appropriassi di qualcosa che non è tuo. Vuol dire che non è che tu non lo possa fare, lo puoi anche fare, però attenzione a dare la nomenclatura a quella cosa lì. Se io a Ilaria dicessi senti domani fai una colonna sonora, no? Io dico, no, ma non mi sembra che l'hai mai fatta. La risposta è no. Se tu mi chiedi di fare una canzone, io la posso fare. Se tu mi chiedi di fare una colonna sonora, la mia risposta è non ho le competenze per poterla fare. Devo avere due caratteristiche. Uno, essere una strumentista, aver fatto direzione d'orchestra, per poi magari accedere anche ad ambiti e bisogna avere anche delle competenze aggiornate rispetto magari a delle sonorità contemporanee. Oggi a qualcuno di quelli che avete citato adesso, ma probabilmente non saprebbe neanche leggere una partitura, non ti dico una chiave di basso, ma la chiave di basso la legge, però ecco, se io faccio il compositore devo leggere in setticlavio, tipo, cioè devo sapere come suonano, cioè devi avere una serie di competenze enormi, e oggi invece il messaggio che passa è sempre che tutti possono fare tutto. Ho iniziato dicendo che c'è una sorta di poppizzazione, no? Delle candidature, che in qualche modo l'idea è quello di sanremizzare Davide di Donatello, e questo peraltro non fa bene a tutto il movimento, perché poi distrugge delle professionalità, evidentemente, perché, ripeto, certi nomi che non stanno in cinquina, secondo me è uno scandalo. Però io ricordo che nel 1969 uscì un film che si chiamava Easy Rider, simbolo della nuova Hollywood, dove entrava il rock dentro in quel film, e il rock, gli interpreti del rock non sapevano neanche che cosa voleva dire orchestrazione, avevano un altro tipo di linguaggio, quindi in quel momento il sinfonismo, quello hollywoodiano, aveva un po' stancato tutti quanti. Come posso dire, il rock è venuto anche per fare una sorta di ventata d'aria fresca. Ora non voglio dire che adesso sta succedendo la stessa cosa, perché no, però una Margherita Vicario, io credo che se un compositore paludato avesse scritto le musiche di quel suo film, non sarebbero uscite quel tipo di musiche, che invece a me sembrano piuttosto incisive. Allora, però, cara Ilaria, adesso, insomma, tu ci devi dire una tua opinione circa questa cinquina. Io so che tu te le sei sentite, le canzoni. Allora, prima le ricordiamo. Allora, Knife Age, musica e testo e interpretazione di Thom Yorke, Radiohead per intenderci, dal film Confidenza.
Diamanti, musica di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, testo e interpretazione di Giorgia dal film omonimo Diamanti. Atoms, musica e testo di Valerio Vigliar, interpretazione di Greta Zuccoli o Zuccoli, Zuccoli, Famiglia. E poi l'abbiamo vista vincitrice dell'esordio alla regia, Aria, musica e testo di Margherita Vicario e Davide Pavanello, Edwin Roberts, Adriana Bonomo, Gianni Viggi, Fazio, interpretazione di Margherita Vicario dal film Gloria, e infine La Malvagità, musica e testo e interpretazione di Colapesce dal film Iddu, l'ultimo padrino. Allora, abbiamo fatto questa cinquina, non noi, i giurati. Cosa ne pensi, Ilaria? Allora, diciamo che c'è una parte di me che fa il tifo per un amico, che è Valerio Vigliar, che non a caso invece è proprio un compositore. Appunto, è proprio un compositore che scrive tantissimo per il teatro. Ho avuto occasione tanti anni fa di collaborare con lui, proprio aveva fatto proprio una delle musiche per una sonorizzazione per un'opera, quindi diciamo che è proprio un compositore lui. Il brano è molto bello. Non mi dispiace per niente quel pezzo, non mi dispiace per niente. No, Atoms. È bellissimo. Atoms, no, è bellissimo. Ed è anche interpretato benissimo. Greta Zuccoli lo canta magnificamente. Non credo che abbia delle chance, perché soprattutto nella seconda parte della canzone è veramente scardina, diciamo, la forma canzone. Diciamo che se dovessi fare un tifo, farei il tifo per lui, non soltanto perché lo conosco, ma perché ne conosco proprio la statura, e proprio appunto per quello che dicevamo prima, perché lui è invece un compositore puro. Faccio il tifo, diciamo, verosimile, lo faccio per Colapesce, per La Malvagità. Bella Trovo canzone. sia una canzone magnifica, è una canzone magnifica con un testo magnifico. Veramente magnifico, è proprio un bisturi questa canzone, e lui riesce con questa sua voce limpida a farne veramente un bisturi dolce amaro, anche per l'argomento poi che tratta il film. La trovo assolutamente pertinente, perché ha delle frasi, adesso non me le ricordo a memoria purtroppo, perché me le volevo anche segnare alcune, perché erano veramente fantastiche. Però è come se non desse giudizi, cioè lui racconta la malvagità e questo testo la racconta senza giudizio, quindi in realtà con una freddezza. E poi la canzone ha delle ottime chance comunque proprio come canzone, pur rimanendo elegante. Ho trovato, diciamo, all'inizio qualche atmosfera alla Air, ricordate il gruppo? C'era qualche cosa proprio che me la ricorda tantissimo, quindi ecco, queste sono il cuore, fa tifo per Valerio e diciamo che come secondo classificato per me è Colapesce. Colapesce. Poi terza classificato per quello che mi riguarda probabilmente Aria della Vicario. Non è che è una canzone che mi piaccia particolarmente, ma ne apprezzo l'estremismo, cioè ne apprezzo l'estremismo e anche proprio l'accostamento completamente a contrapposizione. Sì. Poi Tom York, che ha scritto una cosa alla Tom York, quindi diciamo che ecco, anche qui l'ho sentita, è bella, ma non mi ha proprio fatto gridare al miracolo. E poi diciamo il mio ultimo classificato, che invece è il primo delle classifiche altre, è il brano Diamanti, che ha, diciamo, nella prima parte, secondo me, insomma, la prima parte ha una sua validità, almeno per me. Poi si perde un po', e quindi c'è anche una struttura che mi sembra su certe cose un po' forzata alla fine, cioè l'avrei fatta durare molto meno.
l'avrei fatta veramente durare molto meno, sarebbe stato più efficace, e alcuni intervalli, cioè quell'intervallo che torna in continuazione, tarararira, avrebbe avuto più autorevolezza. Invece purtroppo questi ponti che si devono per forza mettere per far aprire la voce, eccetera, alle volte possono danneggiare la canzone. Detto ciò, ovviamente Giorgia è una signora cantante, quindi sto giudicando la canzone, ecco. Sì, certo. Comunque, ecco, questa Ok, è la mia vediamo se ci azzeccherà, ma il suo non è un giudizio su chi vince, ma su quello che le piace. Ecco, che è sì, cosa... no, assolutamente. Insomma, poi è una festa del cinema, è una festa sicuramente anche della musica. Meno male che esiste, meno male che la stanno dando in diretta sulla Rai. Cioè, non dobbiamo mai dare... Il tempo che stiamo vivendo ci insegna che non dobbiamo mai dare per scontato alcune cose. Perché quelle che esistono, anche se imperfette, possono essere perfezionate. Il problema è quando proprio non esiste niente, quindi non te lo puoi... ok, allora invece Ilaria, noi siamo collegati a un programma anche radiofonico, e quindi scegli un brano del tuo disco Canto Conte a cui sei particolarmente legata. Ecco. Madeleine, perché completamente cambiando le dinamiche con cui l'ha cantata Conte, perché l'ho cantata sia da osservatore sia da Madeleine. Interno esterno, ok. Interno esterno, questa è un'operazione fatta su un po' tutto quanto il disco. Forse il mio ufficio stampa mi ucciderà, perché avrei dovuto dire Come Di, che è il singolo che abbiamo scelto. E noi metteremo Madeleine. Contro l'ufficio stampa andiamo. Esatto. Allora, noi salutiamo Ilaria Pilar Patassini, che è stata veramente una record woman, perché non penso che abbiamo mai fatto una simile puntata monstre come oggi, in attesa dei risultati che non sono poi arrivati, che li vedremo dopo. Quindi noi ti ringraziamo, Ilaria, della tua pazienza, ma è stata veramente occasione per farci una bella chiacchiera a 360 gradi su tutto, sulla qualsiasi, e ti auguriamo tantissimi concerti, che il disco, tanto lo so che il disco ormai è una questione, le vendite dei dischi non sono quelle di una volta, però io ti auguro ugualmente di venderne tanti. Ok, sarebbe un'ottima, come posso dire, segnale per tanti altri artisti. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao.